Amici miei, benvenuti, ben ritrovati e pronti per una nuova avventura. Restiamo nella mia regione, siamo in Veneto e vedrete qualcosa di veramente bello, perché sapete che io vi porto solo cose belle. Quindi, all'insegna del Veneto Segreto, che sono dei piccoli eventi che fanno qua nella regione, a voi. Quindi, sigla! Mi chiamo Tommaso e amo viaggiare. Venite con me. Vieni con me, vieni con me, vieni con me. Vieni con me, vieni con me, vieni con me. Dimora palladiana, patrimonio mondiale UNESCO del 1548, o meglio fu commissionata in quel periodo. Quindi siamo a Villa Bianchi, Michel Angarano. Sono senza occhiali, ho difficoltà a leggere. Come vedete, tra un po' iniziamo il giretto. Mi piace portarvi in questi posti, in queste piccole chicche. Questo è nel caso in cui non doveste credermi. E sono proprio alla villa. Inizia la nuova avventura. Lo sapete già, ma chi vi porta in posti del genere? Chi? Poi non so, forse qualcuno ha già visto dentro il meccanismo dell'orologio, ma adesso ve lo faccio vedere meglio. È un orologio ancora funzionante o comunque che ha funzionato fino a qualche anno fa. Se volete prendere anche questo saranno Che porta l'orologio. guardate sul soffitto ci sono le cavelle di mattone che sono dipinte. Abbiamo superato la barchessa che era adibita a uso agricolo e adesso siamo nel giardino esterno. Non potevo riprendere all'interno. Dico soltanto che c'è stata anche la regina Elisabetta e Tommaso. Ora un giro al giardino. Allora, quello è, noi la chiamiamo legnaia, perché è appena stata messa a posto e abbiamo... Quello è il massiccio delle grappa. Le cantine sono... Aspetta, c'era il signore della ghiacciaia, fa. Ma non era tutte sotto. Da notare le teste di cavallo. Io a casa. Io no.
che dire, anche questa è andata, venite con me alla prossima e ciao! Vieni con me, vieni con me, vieni con me. Vieni con me, vieni con me, vieni con me.